Lucia, in quanto l'eroina, che è la protagonista principale, è passiva, nel senso che tenta di accettare in modo passivo quello che è il corso della storia, quindi non si ribella, a differenza dell'eroina, diciamo, orientale, che è di tipo 510B, quindi attiva, dove appunto, servendosi di questo travestimento, tenta in un certo qual modo di cambiare quello che è il suo destino. C'è anche un elemento d'astuzia interessante. All'inizio del racconto lei fa finta di mettersi d'accordo col padre per questo matrimonio, sì, e userà quello che appunto è uno di questi trucchi delle donne che fanno parte di tutta questa tradizione favolistica però diretta occidente. C'è poi un altro elemento, non so se ha voglia di rifletterci un attimo qui, che è la ragione in qualche modo socio-economica del successo, perché il padre all'inizio dirà una cosa importante. Sì, la paragonerà ad un albero, che diciamo è una metafora che troviamo anche in alcuni versetti del Corano, in quanto la donna viene abitualmente paragonata a quella che ha la terra e quindi a qualcosa di fertile, e quindi il padre paragona la figlia a quest'albero per rivendicarne la proprietà. In effetti chiamerà, interrogerà un cadi, cioè un giudice, ponendogli l'interrogativo, cioè un albero che io ho cresciuto, che io ho nutrito, di cui io mi sono preso cura, è mio o qualcun altro può rivendicarlo? Ovviamente il discorso non fa una piega e quindi verrà secondato, ed è per questo che lui si sentirà in diritto ancora di più di poter prendere in sposa la figlia, che appunto riuscirà con astuzia ad evitare questo matrimonio, traendo il padre in inganno, poiché gli proporrà di dormire fuori e gli prometterà di non scappare, in quanto si servirà di una corda e legherà un estremo al polso del padre e l'altro al suo. Però in effetti lei scioglierà, diciamo, l'estremo della sua corda dal suo polso e lo porrà vicino ad una pietra, accanto alla quale lascerà anche i suoi bracciali, diciamo, come segno di garanzia per il padre della sua presenza, che poi in effetti non fidandosi della parola della figlia e magari anche perché è smanioso di volerla sposare, andrà a controllare e si renderà conto della